a 600 metri sul livello del mare, sopra Arbatax. È un grosso paese che ci appare subito tutto animato e alacre nella limpida aria mattutina. Ha un nome musicale, Lanusei. È l'ora del mercato e molta gente è venuta dai paesi vicini a fare le compere o a portare roba da vendere. La parlata un poco cantilenante risente di quella del Campidano e anche la gente veste allo stesso modo. Queste donne anziane, dal giubbetto nero sulla bianca camicia, che si mescolano alle studentesse. Io, Villa Cidrese, mi sento un poco a casa mia. Anche qui la campagna è ricca, ubertosa. Anche qui si coltivano alberi da frutta, mandorli, ulivi. Il clima risente della vicinanza del mare e della montagna. La sola cosa che manca per fare di Lanusei uno dei più bei posti di villeggiatura sono gli alberghi. In compenso la vita qui costa poco e chi volesse rinunciare a qualche piccola comodità potrebbe passarvi delle vacanze deliziose. Ci lasciamo alle spalle Lanusei, Arbatax e il mare e ci addentriamo di nuovo tra le ferrigne montagne dell'Ogliastra, diretti verso il nord.